musica, quella che mettiamo noi di Radio CRC. Mario Biondi, Blue Skies, featuring Jeff Cascaro. Questa è Sorrisi e Palloni fino alle 19, dalle 18 filo diretto, ma per il momento ancora con un po' di musica e soprattutto con una rubrica nuova che parte proprio in questo venerdì 10 di febbraio in compagnia della giornalista Barbara Carere, che è in diretta in mia compagnia. Ciao Barbara! Ciao Bruno, ovviamente saluto tutti i radioascoltatori. Allora, di che cosa ci occuperemo, Barbara? Perché noi parliamo di calcio, lo facciamo fare ai tifosi dalle 18 che sono sempre molto preziosi nei loro contributi, però ci piace anche andare a inciuciare su un'altra parte calcistica. Sì, infatti vedremo il calcio dall'altro lato, ossia dall'altra metà, ovvero ci riferiamo alle mogli, alle fidanzate, alle compagne dei calciatori delle squadre che affronterà il Napoli di volta in volta. Ci andremo a fare un po' i fatti loro, senza gufare ovviamente, perché sono tutte amiche, vero Bruno? Assolutamente sì. Poi tra l'altro scoprendo questi altri aspetti riusciremo a capire molto meglio anche i calciatori. Però lascio a te gli onori di casa per presentare la nostra prima ospite. Noi lo faremo sempre in modo molto mirato, cioè il Napoli torna in campionato lunedì sera, avversario del Napoli il Chievo Verona. E allora Barbara? E noi ci spostiamo virtualmente in casa del difensore proprio del Chievo Verona, tra l'altro napoletano, ovvero in casa di Gennaro Sardo, e lo facciamo con sua moglie. Ciao Dani! Ciao Barbara. Buonasera e benvenuta a Daniela Sardo, moglie di Gennaro Sardo, difensore del Chievo Verona, che da queste parti conosciamo molto bene, visto che l'anno scorso ci ha segnato il gol, proprio uno dei gol, ed è stato tra l'altro uno dei migliori in campo. Allora, lascio proprio a te, Barbara, l'intervista della nostra cara amica Daniela Sardo. E infatti, come proprio diceva Bruno, l'anno scorso tuo marito ha dimostrato alla grande il suo valore. Ecco, fa freddo, state tutti bene lì? Com'è la situazione? Sì, stiamo bene, fa freddo, molto freddo, però stiamo tutti bene, fortunatamente. Dani, immagino che questa partita per voi è molto sentita, innanzitutto perché siete napoletani e poi anche perché tuo marito è tifoso del Napoli. E infatti, sì, abbiamo un po' il cuore diviso a metà. Ecco, ma tu tiferai per il Chievo Verona o per il Napoli? Bella domanda. So che in questo momento mi uccideranno tutti i radioascoltatori. No, però... No, non lo dire. Vabbè, non lo dico. Vabbè, l'abbiamo capito anche se non l'hai detto. Io posso farti una domanda, Daniela? Sì. Ti ha raccontato Gennaro che cosa ha provato nel momento in cui ha segnato un gol alla propria squadra del cuore? Sì, è stata sicuramente un'emozione bellissima per lui, anche se comunque aveva comunque un'emozione particolare questo gol. Lui è tifoso del Napoli, però quando si gioca a Chievo-Napoli, lui, essendo professionista, deve ovviamente giocare per la sua squadra, quindi è stato un po' combattuto. Assolutamente sì. Io intanto voglio dire agli amici all'ascolto che se vogliono porre una domanda a Daniela Sardo, moglie del calciatore del Chievo Verona Gennaro Sardo, possono usare la nostra linea SMS 338 22 22 777. Barbara, a te la parola. Daniela, considerando che tuo marito, come hai detto tu, è tifoso del Napoli, quindi sicuramente in casa state parlando molto di questa partita. Ecco, ti ha detto un calciatore del Napoli che temete di più? Che lui teme di più, che la squadra teme di più? In realtà non mi ha mai parlato di un giocatore in particolare, lui mi ha sempre detto che il Napoli è una squadra fortissima, dotata di ottimi giocatori di qualità e che fa un buon gioco di squadra, che mi ha sempre detto che è una squadra temibile nel suo complesso. No, in uno in particolare non mi ha parlato. Allora Bruno, facciamo un giochino. Daniela, un calciatore del Napoli che toglieresti per metterlo al Chievo Verona lunedì sera? Allora, io in realtà non me ne intendo tanto di calcio, non seguo tanto il calcio, seguo il Chievo, però non mi sento di dire un nome in particolare perché non ne capisco granché. Da quello che mi dicono i parenti e amici tifosi sfegatati del Napoli, ce ne sono tanti bravi giocatori nella rosa del Napoli, e un nome in particolare non me lo sento però di dirlo. Quindi un po' tutti, toglieresti un po' tutto l'attacco, come ho detto prima in privato. Vabbè, sì, ce ne sono tanti, Cavani, Lavezzi, so che ce ne sono tanti bravissimi. Daniela, c'è Max che ci ha scritto: chiedi a tuo marito gentilmente lunedì di farci passare, abbiamo bisogno più di punti. Non lo so, io ambasciatore non porta pena, io ti sto leggendo quello che ci ha scritto Max. Sì, vabbè, immagino. Senti Daniela, ma toglici una curiosità, considerando che ormai i calciatori sono dei sex symbol, sai, tutte le ragazze vogliono sposarsi con un calciatore, ma è un vantaggio oppure è più uno svantaggio sposare un calciatore? Penso non sia né l'uno né l'altro, alla fine è come sposare un qualsiasi altro ragazzo che fa un altro mestiere, soltanto che comunque ovviamente
di riflesso ti coinvolge anche un po' a te l'andamento delle partite. Se la domenica si vince siamo tutti più contenti, se si perde lo siamo un po' meno, però sempre molto relativamente alla fine. Ah, quindi lui è uno che porta il lavoro in casa? Ecco. No, non lo porta, no. Non lo E porta. il riflesso che ovviamente siamo noi che prendiamo anche noi parte alla fine alla partita, cioè ce la sentiamo. Assolutamente, vi fate coinvolgere. Per concludere, c'è Luigi che ci scrive: ha dei tatuaggi Gennaro sul corpo? È una curiosità di Luigi. Sì, ne ha uno sulla spalla destra e c'è scritto il mio nome in arabo. Ah, uno solo? È uno strano solo. per come tendenza dei calciatori. Infatti. Va bene, io voglio ringraziare e salutare Daniela Sardo, la moglie del calciatore del Chievo Verona Gennaro Sardo, che lunedì sera sarà al San Paolo per Napoli Chievo. In bocca al lupo al Napoli, ma anche al tuo Gennaro, ovviamente. Grazie Daniela. Grazie. Dani, anche ti saluto, ovviamente facciamo il tifo per te e per tuo marito dalla settimana prossima. Bravo, da martedì. Quello sai, ti voglio Immagino. bene, però. Grazie Daniela Sardo. Arrivederci. Barbara, noi con te ci risentiremo la settimana prossima, però la settimana prossima, visto che adesso c'è un po' di influenza, ci verrai a trovare negli studi e sarai con noi tutta la puntata, quindi Sarò avremo live. live con CRC per questa nuova rubrica, l'altra metà di, che prende spunto dal tuo straordinario lavoro fatto proprio sulle mogli dei calciatori, quindi veramente una cosa molto bella, molto originale, di cui ti faccio ancora i complimenti e che anche gli ascoltatori di CRC avranno modo di poter valorizzare attraverso i nostri venerdì. Grazie a Barbara Carere. Ciao Barbara! Grazie a te Bruno per avermi incluso nella tua trasmissione, davvero ti ringrazio tantissimo, naturalmente saluto tutti i radioascoltatori e buon proseguimento. CRC